Italia. Sono un cazzo, Dio caro, porca puttana. Adesso tiro su stanotte per pissare fuori, era all'alba. Bellissimo, però te sai, è sempre la solita emozione che te in montagna. Cioè, tu sei là che pissi tranquillo, ti guardi a destra e a sinistra che non ti arriva l'orso per da drio. Capito? Ma dai, sto cazzo, Dio caro. Ma che wow! Scherzi, mie porte, solo porte, entrate, atri, quanta brosa, senti che roba! Prima si muore dal caldo, dopo si muore dal freddo. È tutto un morire, Dio caro! Vedi tu parea, stanotte, parea, guarda che devi piantare il palleluce, parea. No, parea innevato, invece no, lì il cuore così. Ma che lavoro fai per metterti questa tenda? Qua avevamo parcheggiato. Livello umidità, glu glu glu. Ti si invidiare con idea van life. Perché il riscaldamento. Val di Fassa, quella famosa degli orsi e dei vipere. Qua si era. E anche qua potevamo fare la tenda life, guarda, dentro di qua. Guarda. Bello. Livello di freddo la sto andando a fare il bagno life in Teruscello. Dai, segniamo. Questo ce lo segniamo come posto. Ecco sotto, da noi altri si vede, e ora? Ma che distante, guarda che bello. Qua Italia, dica qualcosa. Qua bisognava venire a fare van life, no? Dico mi. Sì, aspetta, tutto. Guarda, neanche la luna. Ho fatto il bidet. Non riesce a bere fresca, secondo me. Adesso che mi hai acceso l'incenso ti senti più realizzato. Dio povero, maledetta van life. È buono qui, è buono lì, è buono qua. Osservavamo queste tracce di animali. Potrebbero essere forse dei cervi. Non riesco a capire bene, è pieno un po' ovunque. No, forse non sono cervi. No, fammi pensare. Ma deve essere un branco molto numeroso perché è pieno ovunque, veramente ovunque. Che sia tracce dell'orso. Attenda life. Non sono i tuoi che sono estranei, no? Che metti la clip. Sono dentro la cucitura. Vedi, fa l'abitudine. Infilali, sfilarli, se dovresti spaccarli tutte le volte, poi ti spacchi la corda. Ma mi penso invece, Olfo, che se uno raccoglie le occasioni che a vita che dà, tipo non so, te ingroppavi a cameriera, metti che era una scout, metti che era una scout. Mi no, perché che a volta qua Alessia ho visto che no, era scout, a te andiamo a toccare fammi a me, e ora la vita basta. Jimmy Rogers on the Victory.
Ragazzi, siamo appena dopo Canazzei, siamo all'entrata del sentiero delle marmotte e delle cascate. Guarda che rasta dei posti, come hai potuto ben vedere prima dai video che ho fatto con la GoPro, beh, anche alle mie spalle qua c'è qualche parcheggetto tattico per fare la tua van life. Magari questo non usa il massimo perché sei proprio in strada, però insomma neanche devo fiarti tranquilli. Qui siamo sul famoso Passo Sella. Sì, qui non è possibile, però qui era bello fare la van life in questo scorcetto qua. Riusciranno i nostri eroi a trovare le marmotte? Cazzo mi so, se appena attacca lo scopriremo in questa puntata. Guarda che largo che te si olfa, me occupa mezza inquadratura. Qua te vuoi a fare van life? E come hai fatto? Cioè, cupulmin, però immaginarlo, don. Io anticipo tutto perché magari poi mi dimentico. Allora, il sentiero per andare dalle marmotte è quello che fai per andare alla cascata, no? E può essere che non le trovi, per carità, non è uno zoo, ok? Però nel caso in cui le trovassi, io ho visto nelle foto di Google Maps che sono parecchio abituati all'uomo e ho visto gente che gli dava della carota e andavano a prendersela lì vicino. Hai capito? Marmota! Magari tazza male, poi guarda che fiori strani, vedi tu? Tipo campanule, viola. Con la carota a mano. Spettacolo, Dio caro. Veramente, hai un misteri. Bello. Sei sempre a Canazzei, ragazzo. Boh, niente, non semboni di trovare nutrie di montagna, soprattutto che si cerca le nutrie di montagna, ma niente. Guarda che lavori, guarda. Nutrie? No. No, neanche ragnatela è disabitata. O carote che fa schifo, o inanas zunfa, tipo menona come fa peperonata. Sì, giustamente non abbiamo visto le marmotte, quando hai visto tutti i cartelli vietato da mangiare. Gli etane che per peso un voltino primavera, gli colme del cibo, e ovviamente che motivo hanno per uscire, hai capito? Anzi, probabilmente, se non sicuramente, da quanto che hanno mangiato, sono diventate talmente sgonfe che non escono più dal buco della tana e quindi resta dentro per sempre e muore là. Ed ora, gentile pubblico, girate, guarda, attento, guarda. Cascate Schiavaneis. Eccola là, guarda, ti assumo anche, guarda. Vedi tu? Cascata, è acqua che viene bassa. Ma quanto più figo è dire e cascate. Ah, se ne vede cascate. Vabbè, tutta un'altra cosa, eh? Il cervello è un gioco fighissimo. Bisogna sapersi giocare, bisogna sapere qualche regola. Andiamo alle cascate, spezzatino con patate. Farò van life, facciamo van life da qua. Hop. E hop, eccola. E adesso da qua c'è per qualche vipera. Sbatti sempre il piede forte per terra perché le vipere, sentendo le vibrazioni del terreno, scampano via. Siamo dentro la cascata. E io passo di qua e di qua. E buongiorno. Un sacco di patate, giù. Guardiamo queste cose estreme, altro che donna avventura, Dio caro.
panorama, ma soprattutto spero di aver avviato la GoPro. Guarda che rassa dei posti che lo porto anche qua, tu ci sei già stato, sei a piani di Pezzè sopra d'Alleghe. È molto figa e non paga. Novità, questo non c'era, la pista per gli slittini. Probabilmente hanno visto tanta gente come Singano che veniva con lo slittino e si divertiva gratis. E allora hanno detto, dai che mettiamo pagamento anche a pista di slittini. Zio caro. Cameriere di Italia, come facevi a rifiutare un così? Ma ti sti che ti rifiuti, Dio caro, ogni volta mi te butta il cameriere là. Uccio adesso se lei una cameriera anche qua. Uccio. Tavolo non servito buono. In bagno, no? Mi Dio caro. Bello, quanti ricordi? Ci venivo sempre però con la neve. Queste sono le prime volte che vengo con il bel tempo, diciamo. È vero? Senti bestemmia che tira su WhatsApp. Questo qua da sotto, no, guardavo. Sono massa stufa. Cosa hai messo? Strudel con miele. Cazzo che hai messo? Sconde mangiare che domande a cameriera siamo in bocca. No, ha ragione la cameriera di ieri a dire che te si vede. Guarda, no, datemi conferma, guarda, ha il fonte di sistema, i caratteri enormi. Tipo non so, Menuna, no? Che ammette i caratteri giganti, se no non li vede. Golfo vuole l'office pirata. Anche a me. Ma a parte il fatto che Sencoti perché si è fatta notte in bianco, perché col freddo a tenda, l'umido eccetera. Gli orsi che gira, gli orsi che gira, sì, i cani che caga. O la civetta. Sì, è un osè strano. Tasi che non è l'osè paguro. Ma a parte quello, non ti senti una brutta persona a craccare i programmi? Come ieri appunto. Pirata, no? Non masterizzare perché uccidi diventi cieco. Ok. No, uccidi la musica, diceva ok. cosa, pare le cose, cazzo che ne aveva che non mille ormai. Ho capito però, cioè non so, se io voglio entrare un attimo nella tua psiche e capire, non ti senti una brutta persona a non pinciarti le cameriere che ti faccio conoscere gratis, e craccare i programmi, cioè non so. Se è gratis. Cioè come c'ho le pappardelle al cervo e buttare solo al ketchup e ora a sto punto, cioè, non so, secondo me vede così. Oh, parapapam, parapapam. Area picnic. Oggi proviamo questa baitina qua, Ristoro Fontana Bona. Ok, che è davanti al parco natura. Cosa? Come mai? Non mi mettere sulle sedie fuori. Sta farmia come quelle gamberetti e rucola, Dio caro. Cioè, non so, porchetta e porcini. Oh, anche qua contro la cameriera è molto carina, però anche io dita, no? Che fa bene a star molto. Sto roba me cazzo, dita. No, sta serio. Ma ti piace o no sta qua? Sì, per carità. E ora come le scombine, Dio. Vedi, noi siamo qui. Cioè, proprio qui, difatti, vedo, a te qui, vedo, qui, siamo qui. E ha ragione, a tovaglietta. Poi, se usi un po' l'immaginazione, scendendo, c'hai Alleghe, Masarè e tutti questi posti qua. Sembrerebbe anche sta cameriera, ma tutta vestita tipica, qua goneina, tutto, ma se non vuoi... No, cazzo. Quindi scusa, lei è arrivata, ha portato il bere
Tu cos'è che le hai chiesto? Vedo dove sono in porta l'olio piccante. Tipo. Cioè, ma te pare un Sono rispettato la atteggiamento... pista, ho fatto l'olio Tio. piccante. Aspetta, perché qua c'è l'esperto che ne parla di complotti della Coca-Cola, no? No, i bag-in box si chiamano, sono dei prodotti della Coca-Cola, della Sprite, della Fanta, concentrati, non so, da un pacchetto da 10 litri, caffè, 100 litri di bevanda finita, perché vengono allungate con l'acqua. Beh, per forza. La spina così funziona. E ciao, Mia, grazie mille, super. Se vuoi lui è single, mettiti io te lo dico. In sostanza, a parte la cameriera, abbiamo porchetta, porcini, grana e olio piccante. Mentre Ulfo, cos'è che sta combinando Ulfo? Che si va di moda a parlare di roba da mangiare. Bresaola, grana, rucola e grana, solita. E pomodori secchi. Ecco, alla fermata del treno. Appunti interni. Quel giorno Ulfo aveva fatto gli apprezzamenti a queste due cameriere che le avevo trovato. Ok. Qua con i cavirizi, però mi di te un fiappi sveglia. Ma lascia star l'olio, che non è neanche piccante. Cioè, se sta a guardare quelle, ora basta. Bene, contentissimi. Pizza farcita, vino, acqua, caffè, cameriere simpatiche, anche se non combina niente a Ulfo. 22 euro a testa. Bene. Gentili amici, gentili telespettatori, noi vi salutiamo da questo bellissimo, esatto, era scioretta in costume, ma mica vedita e porfeatela, che vedita Olfo, guarda che adesso il signore fa il giro largo, può guardare, vece, eccetera, e così è successo, perché la vita è matematica, la vita è una raccolta di esperienze e di calcoli subconsci del cervello, di calcoli in qualche modo statistici, ok? È per quello che tu riesci a prevedere e a calcolare le cose. Boh, ciao, alla prossima. Ehi, ho bisogno almeno di un motivo che mi faccia stare bene. Sono stufo dei drammi in tele, delle lamentele, delle star in depre, del nero lutto di chi non ha niente a parte avere tutto, delle sere chiuso per la serie culto della serie chiudo e stiamo assieme, punto. Soffiano venti caldi, siamo rimasti in venti calmi e sono tempi pazzi, fricchettoni con i piedi scalzi che diventano ferventi nazi, fanno il G8 nei bar col biscotto e il cherry muffin, sono esilaranti nel ruolo di piedi piatti Eddie Murphy. Scusa, non dormo sulla mia Glock 17 sognando corpi che avvolgo come uno stock di cassette. Ora che mi fido di te come di chi fa autostop in manette, scelgo un coro come Marielle Ventre che mi faccia star bene sempre. Con le mani sporche fa le macchie nere, ma da sole scopre come fa le streghe. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Soffia nelle bolle con le guance piene e disegna smorfie sulle facce serie. Devi fare ciò che ti fa stare, devi fare ciò che ti fa stare bene. Hey, ho bisogno almeno di un motivo che mi tiri sul morale, prima che la rabbia mi strozzi mentre premo sul collare. Pare che il brutto male nasca spontaneo da un conflitto irrisolto, vadano a dirlo a chi ha raccolto l'uranio dal conflitto in Kosovo, chi se ne